L'ultimo incidente mortale del terribile 2022, l'ultimo tributo di sangue in un anno da dimenticare. Oggi ci sono soltanto il cordoglio e il lutto per Valentina Vallenari Benedetti, la 25enne veronese di Sant'Anna di Alfaedo, morta poche ore dopo lo schianto avvenuto il 31 dicembre, mezz'ora prima della mezzanotte. Era a fianco dell'amica 23enne alla guida della Fiat Punto, uscita di strada e schiantatesi contro un albero a Fumane. La giovane al volante è indagata per omicidio stradale, mentre la comunità è sconvolta. Su Facebook il sindaco di Sant'Anna, Raffaello Compostrini, ha postato un messaggio di cordoglio pubblicando anche l'immagine di una candela accesa. Valentina è la 229esima vittima delle strade nella nostra regione e le province più falcidiate sono proprio Verona e Treviso. Una piaga tornata di prepotenza in primo piano. Educazione alla guida, senso civico, responsabilità, gli strumenti culturali che si cerca di potenziare per invertire un trend terribile e non solo in Veneto. Tanto da spingere il capo dello Stato Sergio Mattarella a farne uno dei temi del suo messaggio di fine anno, con un appello ai giovani. Quando guidate, avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Appena 3 ore dopo queste parole, l'auto sulla quale Valentina viaggiava, felice per la festa di Capodanno alla quale stava per partecipare, si trasformava nell'ennesima tomba di lamiere.